Qui in questa rivolta che ha avuto il momento più vistoso dal 77 all'80, anche lì c'era questo virus di una ideologia metafisica fissa. Certo, quello che proponevano era fisso, mentre la rivoluzione tecnico-scientifica cambia continuamente il mondo. È l'unica rivoluzione che funziona e costruisce il futuro, vero? Gli altri sono chiacchiere. Rivedendo oggi le immagini della città di allora, mi rendo conto che un mondo è finito. Molte voci di quel tempo non si sentono più nelle strade e nelle piazze. Dai, tira che caro! Ti rimetti via di schegna, vero? Alcuni autonomi di allora erano figli della buona borghesia padovana, ma molti altri, molti contestatori, raccontavano di studiare non per avere il pezzo di carta, ma per capire, per essere più liberi, per riscattarsi dalla condizione di minorità dei loro padri contadini e operai. Volevano fare teatro, musica, dipingere, fare manifestazioni contro tutto e tutti. Dicevano di studiare scienze politiche e filosofia per decostruire il mondo. Volevano cambiare tutto, ma consideravano i partiti politici corrotti, non adatti ad accompagnare il cambiamento. Molti autonomi in tutta Italia si autoriducevano bollette di luce e gas, praticavano l'esproprio proletario nei supermercati, contestavano il sistema dei trasporti, le banche, occupavano fabbriche, abitazioni e aule universitarie. Dicevano che il capitale si stava aggiornando ai cambiamenti della società, iniziando ad allargare lo sfruttamento dalla fabbrica alle altre professioni emergenti, complice lo Stato.